È stato davvero impegnativo sintetizzare la carriera di Federico Colbertaldo, classe 88, un palmarès davvero importante. In questa stagione è già stato medagliato nelle tappe di Coppa del Mondo. Per lui la partecipazione nella stagione che si è appena conclusa ai campionati del mondo di Shanghai 2011. Federico che ha partecipato anche ai mondiali del 2009, a quelli del 2007 dove è stato bronzo negli 800 stile libero, atleta che è già salito sul gradino più alto del podio ai campionati europei in vasca corta nei 1500 stile libero, tutt'oggi primatista europeo degli 800, un palmarès importante con 23 titoli italiani in carriera. Sono due i titoli italiani per Cesare Sciocchetti, entrambi nei 400 stile libero. Cesare che ha preso il comando delle danze 55.04 davanti al 55.74 di Cosentino, 56.03 per Colbertaldo. Cesare Sciocchetti ha vinto il titolo proprio recentemente ai campionati di Riccione, si è portato a casa la vittoria in questa specialità nel dicembre scorso, quindi un buon stato di forma per lui che punta sicuramente all'appuntamento principale della stagione, i Giochi Olimpici di Londra 2012. Situazione 150, Sciocchetti 1.23.78, Cosentino 1.24.55, Colbertaldo 1.24.72. Per cortesia al podio, cioè in zona premiazioni, Mattia Zuin, Giovanni Coan, Davide Casarin, Moises Daniel Loschi ed Alessandro Domeneghetti. E intanto Cesare Sciocchetti a metà gara in testa 1.52.53, vediamo la situazione con Colbertaldo che si è portato in seconda posizione, 1.53.42, Cosentino 1.54.04, 83 i centesimi che separano Cesare Sciocchetti e Federico Colbertaldo. Colbertaldo che ha lanciato l'attacco nella seconda parte di gara, con Sciocchetti che però reagisce subito, 2.21.04, 2.22.12, ha riportato il distacco a 1 secondo e 0.8, Cosentino ancora in terza posizione con Filippo Ton che prova a risalire in questa seconda parte di gara. Sciocchetti è stato ottavo finalista agli europei di Budapest 2010 in vasca lunga, Giochi Olimpici la prossima avventura, la più importante per Federico Colbertaldo, già una partecipazione olimpica, era stata quella di Pechino 2008, con un Federico ancora giovanissimo che concluse alla 10ª posizione. Sciocchetti avanti, Colbertaldo in seconda posizione, Cosentino in terza. Andiamo a vedere la situazione gara al passaggio dei 350, Sciocchetti 3.18.44, Colbertaldo 3.19.92. Primato della manifestazione di Federico Colbertaldo 3.41.05, per Federico anche il primato regionale 3.38.11, un record che è stato anche italiano, poi cancellato da Emiliano Brembilla che è il primato italiano in 3.37.57. Siamo allo sprint finale, Sciocchetti Colbertaldo in arrivo, Cesare Sciocchetti, Federico Colbertaldo nell'ordine, 3.47.16, 3.48.17 e poi Michele Cosentino per la terza posizione 3.53 e 29. Dunque in una stagione così importante